martedì 29 luglio qui da Roma. I giovani pellegrini hanno vissuto la prima notte nelle varie strutture che li hanno ospitati e ora si trovano qui riuniti a San Leonardo Murialdo. Beatrice, cosa ci aspetta nella giornata di oggi? Sì, è la prima vera giornata impegnativa per i pellegrini vittoriesi. Questa mattina qui nella parrocchia di San Leonardo vivremo un momento di catechesi in preparazione al passaggio della Porta Santa che avverrà nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Poi nel pomeriggio si vivranno altre esperienze sempre nella città e infine vivremo insieme la messa di benvenuto ai pellegrini in Piazza San Pietro. Ci ha raggiunto nella nostra postazione della tenda TV qui a Roma l'incaricato per la pastorale giovanile diocesana di Vittorio Veneto, Don Lorenzo Barbieri. Don Lorenzo, come è andato il viaggio e quali sono un po' gli obiettivi di questa giornata? Allora, il viaggio in sé in pullman è andato bene, poi diciamo che ci siamo un po' arrabattati per poter accamparci dove ci hanno dato i diversi alloggi, poi è andato tutto bene. Oggi siamo nei pressi di San Paolo, ci stiamo preparando per vivere una catechesi in preparazione al passaggio della Porta Santa che poi faremo in mattinata. Nel frattempo, se dite, abbiamo anche 2 compleanni, c'è un po' di confusione anche per questo e insomma viviamo con clima di festa questo momento. Nella nostra postazione della tenda TV qui a Roma per il Giubileo dei Giovani ci ha raggiunto una pellegrina vittoriese prima di entrare in Piazza San Pietro per la messa di benvenuto. Ciao a tutti, mi chiamo Paris, ho 17 anni e sono nella parrocchia di Pieve di Sorigo. Allora Paris, grazie per essere qui con noi. Qual è stato il momento più significativo di questa giornata e che cosa hai provato nell'attraversare la Porta Santa a San Paolo fuori le mura? Allora, il momento più significativo è stato la catechesi di questa mattina in cui abbiamo avuto la possibilità di riflettere e di capire il vero significato di attraversare la Porta Santa e il momento in sé è stato un momento di comunità e unione tra tutti noi, anche di riflessione e di avvicinamento tra noi pellegrini e con Dio. Cari amici, a nome di Papa Leone vi do il benvenuto. Buonasera, ci troviamo in Viale della Conciliazione, abbiamo appena terminato la messa di benvenuto in Piazza San Pietro con tutti i pellegrini arrivati da ogni parte del mondo per il Giubileo dei Giovani. La messa è stata presieduta da Monsignor Rino Fisichella, prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, ma c'è stata una bella sorpresa. Alla fine della messa è arrivato Papa Leone XIV che ha fatto un giro in papamobile in piazza e poi anche parlato a braccio. Allora ci ha raggiunto qui nella nostra postazione della tenda TV Tommaso, raccontaci di te. Tra l'altro oggi è pure il suo compleanno, quindi è stata proprio una bella messa, vero Tommaso? Sì, dici bene Beatrice, è stata una bellissima giornata perché abbiamo vissuto appieno tutte le dimensioni del Giubileo, il pellegrinaggio, l'attraversare la Porta Santa e adesso la messa con i pellegrini provenuti da tutto il mondo e ci ha fatto davvero piacere la sorpresa del Papa che, come annunciava Monsignor Fisichella, è stato proprio un desiderio suo personale passare attraverso i suoi giovani
che tanto lo aspettavano e probabilmente molti era la prima volta che lo vedevano dal vivo. Quindi la Porta Santa questa mattina è stata preparata da un momento di catechesi. Gesù stesso è la porta, ci dicevano, e abbiamo potuto attraversarla e sperimentare davvero questa misericordia, che è stata anche un po' al centro, insieme all'amore dell'omelia di Monsignor Fisichella, che ci ha incoraggiati insomma ad annunciare la risurrezione di Gesù, la gioia che porta questo evento, e sono stati altrettanto incoraggianti le parole del Papa, che ci ha proprio chiamati come luce del mondo, sale della terra, e questo è stato un po' il centro di questa giornata. Sì, Tommaso, e poi insomma possiamo dire, ecco, che il filo conduttore di questo pontificato di Leone XIV è proprio la pace, perché anche questa sera ha voluto ripetere, ecco, questo invito davanti a tutti i ragazzi arrivati qui. La piazza era davvero piena e c'erano tanti ragazzi anche in Viale della Conciliazione. Allora, ecco, l'8 maggio, quando venne eletto, parlò di pace, invitando tutti, ecco, ad impegnarsi per il raggiungimento, ecco, della fine delle guerre che segnano varie parti tantissime parti del mondo, e questa sera lo ha voluto ripetere davanti a tutti i ragazzi, e anzi invitando i giovani a ripeterlo con lui, e penso che sia stato un momento davvero emozionante, no Tommaso? L'emozione e la commozione era tangibile tra i ragazzi, e insomma penso che l'abbia percepita anche tu. Sì, si percepiva proprio questo grande desiderio del Papa di mettere al centro la pace. Ce l'ha fatto ripetere a tutti a voce alta, e ci ha fatto pregare per questa pace, che fin dal primo giorno ha chiamato come disarmata e disarmante. Non ha mai smesso di parlare di pace, e proprio anche nei giorni scorsi, preparandoci a questo giubileo, c'era stato, come detto, che ci sarebbero stati dei giovani ucraini che avevano piacere di essere qua, e altrettanto vero c'era stato detto che dei giovani provenienti da Gaza avrebbero tanto avuto il piacere di esserci, ma che insomma erano un po' impossibilitati, e quindi su desiderio del Papa e di tutta la Chiesa li ricordiamo e preghiamo anche per loro e per quello che stanno vivendo. Davvero, grazie Tommaso per aver commentato con noi questo momento di grande emozione, molto significativo per questa seconda giornata di Giubileo. E allora ringraziamo gli spettatori della Tenda TV per essere stati con noi anche in questa seconda giornata di diario del Giubileo, e ringraziamo, ecco, la Pastorale Giovanile, la Tenda TV e l'Azione, che insieme hanno realizzato questo contributo. Jesus tells us, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Diciamo tutti, vogliamo la pace nel mondo.